È spedito un bidello che in realtà vorrebbe fare l'insegnante di musica, ma non arriva mai il suo turno. E allora, attendendo che l'insegnante di musica vada in pensione, si organizza e fa canzoni in pulizia. Forza ragazzi, forza! Ho detto ancora niente, non ho capito. Tornate in classe, forza ragazzi, la ricreazione è finita. E devo ritornare alle vostre attività scolastiche di tutti i giorni, forza. Attività scolastiche, mandare i messaggini, spogliarvi, toccare il culo all'insegnante, quelle cose là, insomma. Oggi ragazzi, al giorno d'oggi la scuola, gli alunni aspirano solo a fare o le veline o i calciatori. I professori aspirano solo a fare il preside. Il preside non vuole fare niente, aspira solo a fare il bidello. Il bidello aspira solo la polvere. E se come tutto il ciclo della scuola porta alla monnezza, hai capito no? Per fortuna io mi sono organizzato e faccio canzoni in pulizia. Questo è proprio per me. Eccolo qua. A batteria. Eccolo qua. Guarda che bellezza, guarda. Qua il primo scocciatore. Pronto? Sì, per essere Dominici, sì, l'avevo cercata io, sì. No, no, e quelli sono i genitori della terza C che si lamentano per i suoi metodi di punizione. Ed ho capito che lei li mette solamente dietro alla lavagna, ma noi teniamo solo lavagna a muro. Dica che non è colpa sua per i mal di testa, pure se c'hanno gli ematomi. Va bene, arrivederci, arrivederci. Sei pazza, sei pazza. Fammi fare un po' di batteria, va, mo ci mettiamo basta, ya. Eccolo qua, guarda che spettacolo, lo zucchero, lo zucchero. Ah, io sto lavorando, sindaco. Pronto, signor preside. E ho visto il numero che mi sono offeso. No, l'avevo cercata io, sì, sì, sì. No, era per quella conferenza per i ragazzi sulla droga. Sì, volevo proporre come relatore mio cugino. Psicologo. No, spaccia. Non va bene. Vabbè, non va bene. E si dice che non va bene. Arrivederci, arrivederci, signor preside, arrivederci. È invidioso, hai capito no?